Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Occasione speciale per me per mostrarvi una delle partite da me più belle giocate dal vivo, quindi all'interno di un torneo internazionale di presenza. Si gioca con una cadenza di gioco molto ampia, molto frequente, ossia il tempo di gioco di 90 minuti più 30 secondi a mossa. La partita in questione è giocata contro un giovanissimo maestro internazionale olandese dal nome Miguel Admiral, ok, non so bene la pronuncia, dall'alto dei suoi 2450 punti. In quell'occasione giocavo per la prima scacchiera, anche nel gioco degli scacchi esistono i tornei a squadre, quindi per la prima scacchiera di una squadra di Roma del circolo scacchistico Steinitz. Ci troviamo a Novi Sad e la mia prima mossa è stata D4. Dopo D4 il mio avversario ha giocato D5. In questi tornei a squadre, e soprattutto in questi tornei internazionali, perché si giocava a squadre all'estero, allora sicuramente doveva essere un torneo importante. Ed era senz'altro il torneo più importante d'Europa, ossia la Champions League degli scacchi. I migliori club di scacchi un po' da tutta Europa gareggiavano in quella 3 giorni, o forse era 4 giorni, una settimana, adesso non ricordo. Questa partita ha qualcosa come, vado un po' a memoria, dai 5 ai 7 anni, devo ancora inquadrarla un po' temporalmente. È molto particolare perché è venuta fuori una bella partita dovuta prevalentemente alla preparazione casalinga che avevo dedicato all'apertura. Mi ero preparato parecchio contro il mio avversario, avevo preparato per questo torneo qualche linea tattica e qualche posizione nuova, e quindi adesso ve la mostro più che volentieri. Dunque D4, D5, C4, C6, e qualcuno dirà, beh, qui di nuovo non c'è assolutamente nulla perché siamo nel pieno di una delle posizioni più frequenti che abbiamo nel gioco degli scacchi, la famosissima apertura slava, dopodiché io ho continuato con cavallo C3 e fino a cavallo F6 e cavallo F3 eravamo un po' verso la preparazione. In questa posizione vi dico che io sapevo già, perché dal punto di vista statistico non avevo trovato posizioni o mosse molto particolari da parte del mio avversario, quali non so, alfiere G4, alfiere F5 oppure A6. Ok, sono tutte varianti, ci sono mosse che chiaramente sono più giocabili di altre, cioè la classica, nonché anche la più giocata E6, però avevo visto che il mio avversario tendeva sempre a catturare, quindi non è stata una grande sorpresa la cattura in questo momento. Come si prepara una partita di scacchi? Diciamo che io ho cercato nel mio database di partite il nome del mio rivale, ho trovato tantissime partite, ricordo che ne ho trovato ben 10 posizioni uguali a queste che adesso state osservando, e quindi ho cercato di vedere un po' come alcuni giocatori molto più forti di me, quindi qualche grandemaestro dell'elite mondiale, quindi giocatori prossimi a 2700 punti, affrontavano questo tipo di posizione. Teoria a parte, è molto interessante per tutti osservare magari qualche partita di un giocatore dinamico, immaginando che io abbia, e vi assicuro che sì, un gioco molto creativo. Magari cerco nel mio database questa posizione e da bianco inserisco il nome di un giocatore molto creativo come Morozevich, Cebarino, Fotopalov e così via. E tra di loro, diciamo, effettuando questa ricerca, ho trovato delle partite molto belle di Cebarinov, che per chi non lo conoscesse è un grande maestro bulgaro veramente forte. In questa posizione ha giocato a 4 e anche lì siamo ancora un po' in preparazione teorica, perché avevo già visto che il mio avversario in alcune partite giocava alfiere F5, che è considerata la linea principale ed era quella che io ho preparato un po' di più, ma a volte provavo a giocare immediatamente 6. Qual è l'idea? L'idea è sicuramente bloccare questo pedone, ma cercare quanto prima di accelerare lo sviluppo dell'alfiere per inchiodare il mio cavallo. Quanto potrebbe essere utile inchiodare il cavallo? Probabilmente non sembra che abbia qualche idea concreta, però il ruolo importante di un alfiere che si sposta all'in B4 è inchiodare il cavallo per accelerare l'arrocco e successivamente per provare a saltare con il cavallo da F6 in una casa centrale quale 4 di 5 e dare un po' di noia, perché come vedete se l'alfiere si trovasse qui con un cavallo in D5 chiaramente c'è una minaccia di semplificazione ma anche di guadagnare materiale con la cattura in C3. E4 giocata all'interno della nostra partita, alfiere B4, minaccia immediata, occhio perché il pedone in E4 non è difeso da nessuno.
La mia preparazione era arrivata fino a questo momento. Avevo trovato delle partite molto belle di quel giocatore che ho nominato prima, quindi Ivan Cebarinov, che qui proseguiva con alfiere per C4, e tra tutte le posizioni che ho visto era quella che mi aveva creato un po' più di curiosità. Perché? Alfiere per C4 non si sottrae alla minaccia del nero, perché il nero inchioda il cavallo perché vuole controllare la casa E4, e dunque cavallo per E4 è arrivata lì al centro, è arrivata all'istante, quindi un cavallo al centro della scacchiera catturando un pedone. Questa vi dico che è stata la posizione che durante la mia preparazione alla partita è stata la posizione alla quale ho dedicato più tempo, e adesso vediamo quanto è tagliente. Scelta importante per il nero, perché il nero, nonostante abbia un pedone in più, decide di catturarne un altro, posizionare un pezzo lì al centro della scacchiera, ma il bianco deve avere qualche compenso, altrimenti questa sarà una posizione sicuramente persa. L'idea del nero è semplice: cercare eventualmente di catturare in C3 guadagnando un terzo pedone o comunque sia creando nuove semplificazioni, e questo è qualcosa che il bianco deve cercare di evitare. La mossa che ho giocato in partita non è stata una mossa difensiva come donna C2 per difendere C3 o donna B3, esattamente con la stessa idea, con la differenza forse di attaccare quest'alfiere in B4. Su una mossa come donna B3 immagino che il nero potrebbe anche essere contento, giocare a 5, mantenere il suo forte alfiere di case nere lì in B4, e tra l'altro vi dico che questo alfiere in B4 possiamo anche considerarlo irrimovibile e in una posizione ottima di avamposto, quindi donna B3 è un'idea interessante in alcune varianti, però non in questa. La mossa che io ho giocato è stata a rocco corto. A rocco corto non difende assolutamente il pedone, perché dopo la cattura in C3 in bianco potrebbe riprendere, il nero ricattura, 3 pedoni in più, quindi qui è successo qualcosa, è una sorta di gambetto Evans, dove magari il giocatore creativo con il bianco sacrifica prima un pedone, poi l'altro, poi un terzo, e si ritrova con una posizione dove poi è costretto a concretizzare, a cercare sicuramente un gioco tattico e creativo. Questa posizione è esattamente la stessa, ha esattamente la stessa idea. Se avessi raggiunto questa posizione, la mia idea è così: cercare sempre di creare minacce. Torre a 3 attacca l'alfiere. Questo alfiere probabilmente si sposta in B4 guadagnando la mossa sulla torre, la torre lo riattacca, e in caso di A5 adesso non mi resta altro che portare i miei pezzi in attacco. E la mia idea era giocare cavallo E5 seguita da torre G3, eventualmente con il supporto di donna H5, l'alfiere in H6 o G5 ancora non è chiaro. E perché questa posizione è giocabile? È giocabile perché il nero per adesso si ritrova con un re al centro della scacchiera, e fate attenzione perché se decidesse di arroccare, adesso i pezzi del bianco sono molto più veloci nell'attacco, nel creare minacce rispetto a quelli del nero per difendere. Questo arrocco è rimasto scoperto, non ci sono più pezzi che lo difendono, soltanto i pedoni, e quindi non resta altro che portare tutti i pezzi all'attacco. Sarei molto soddisfatto di raggiungere e giocare una posizione del genere nonostante i 3 pedoni in meno. I 3 pedoni in meno diventeranno un problema se il nero riuscisse ad attivare i pezzi di questo lato di donna, di questo lato dove ho colorato questo rettangolo azzurro, e se questi pezzi riuscissero a entrare in gioco, un problema per il bianco, però effettivamente con questa sequenza di mosse non si riesce. Tornando alla partita, dopo arrocco corto, il mio avversario non ha accettato questo pedone, potrebbe anche accettarlo così, magari lo cattura di alfiere, riprendo di pedone, lo cattura di cavallo, ma anche in questo caso la posizione che si ottiene è molto spiacevole per lui, perché la donna sotto attacco del cavallo si sposta, attacca il cavallo che tornerà indietro, e allora a questo punto una mossa come l'alfiere 3 diventa una mossa molto spontanea, evitando che il re del nero riesca ad arroccare. E anche questa è una posizione molto comoda, abbiamo dato dei pedoni, però come vedete i pezzi del bianco sono lì liberi per coordinarsi e spaziare all'interno della scacchiera, creando una minaccia dopo l'altra. Dunque, dopo arrocco corto la mia mossa, lui ha deciso di tornare indietro, quindi ha catturato un pedone, è tornato indietro, 2 pedoni di vantaggio per il nero, e donna E2 la mossa che ho giocato. L'impianto del bianco è molto facile ed è uno schema che mi permetto di consigliare a tutti i giocatori che da bianco giocate di 4, magari volete giocare in modo molto creativo, cercare sempre di impostare una donna in E2, un alfiere in C4 e un cavallo in E5. E a me piace considerare
questa coordinazione come un triangolo, che a molti dei miei allievi studenti dico sempre: ok, ricordate quel triangolo in attacco, e loro già sanno che donne 2, alfiere C4, cavalli 5. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Provare a ricordare coordinazioni per associazioni di figure, immagini, suoni, colori. Ok, questo aiuta tantissimo per poi cercare di realizzare i vari piani durante il corso della partita. A5 da parte di Miguel Admiral. A questo punto il mio piano è portare un cavallo in E5, però in caso di cavallo E5, donna per D4 potrebbe essere un po' spiacevole. Ok, è vero che la donna si espone all'attacco di questa torre, però anticipando, o meglio invertendo l'ordine di mosse, così come è successo in partita, e torre D1 evito di dare il pedone centrale. Dopo torre D1 il mio avversario ha giocato alfiere 7, una mossa particolare perché, come sappiamo, muovere più volte lo stesso pezzo in apertura quasi sempre è un errore, quasi sempre potrebbe essere un problema, ma la sua idea era un'altra. La sua idea è molto affascinante, cercare di lasciare la casa libera per un cavallo, e quindi l'idea di questa ritirata di alfiere, lasciare la casa B4 al cavallo nero che è sviluppato in A6, cerca di saltare in B4 e da lì in D5. Vediamo se il suo piano funziona. Cavallo E5 per me, il famosissimo triangolo di cui parlavo prima, cavallo A6 e a questo punto torre D3. Torre D3, per chi ha fatto attenzione alla manovra che ho spiegato prima, non era tanto diversa da quella manovra che abbiamo visto precedentemente. Quindi torre A3, idea portare il pezzo pesante lì di fronte all'avversario, quindi io sto aspettando che lui arrocchi corto per poi posizionare la mia torre lì e dunque prenderlo di mira, cercare di attaccare. Se lui non arroccherà, una torre in G3 comunque sia creerà una minaccia diretta contro quel pedone che non è più difeso da nessuno. Cavallo B4 giocata dal mio avversario olandese, torre G3 attacco il pedone. A questo punto arroccare sarebbe veramente un grande rischio. La più evidente mossa per il bianco è alfiere H6. Alfiere H6 attacco il punto G7. In caso di cavallo E8 che difende tutto, una donna H5, comunque i pezzi del bianco come vedete si dirigono facilmente sempre lì contro il lato di re, ed è molto facile cadere in qualche tema tattico, qualche coordinazione inaspettata, perché se l'alfiere raggiunge qui, alfiere per G7 vincerà, così come in alcuni casi anche alfiere per G7 seguito da donna H6 creerà ovvi temi di scaccomatto, quindi questa è una posizione veramente difficile da difendere. Tra l'altro direi che sarebbe molto controintuitivo. Il mio avversario porta una torre e seguendo la famosa mossa dell'ascensore, qualcuno già si stava aspettando che io dicessi questa frase, il mio avversario porta una torre contro il pedone G e se poi arrocchiamo è chiaro che è come una sfida, ok? Io metto il mio re davanti alla tua torre, adesso attaccami e vediamo un po' chi avrà ragione. G6 giocata in partita e a questo punto, per evitare che lui potesse arroccare, alfiere H6. Come si potrebbe continuare? Il pedone D4 è sempre lì, non difeso da nessuno, quindi donna per D4 perché no? Potrebbe essere una possibilità. Come vedete, mentre i pedoni bianchi spariscono, lasciano la scacchiera, i pezzi bianchi si coordinano tra loro per creare quel famoso concetto di armonia che negli scacchi è fondamentale. La torre potrebbe andare in D1, la donna si sposta e a questo punto mosse come alfiere G7, ma ancora più bella e molto più difficile, torre F3 sarebbe la chiave della posizione, perché la torre indirettamente attacca F7 e tra F7 e la torre c'è un cavallo in F6 che potrebbe nuovamente essere attaccato via alfiere G7. Questa è una posizione, diciamo, che avrei giocato più che volentieri perché l'attività dei pezzi del bianco è notevole. A questo punto cavallo nero, cavallo B salta in D5 e dopo torre F3 e la mia idea è un po' come quella di prima. Io voglio saltare qui, voglio rimuovere un cavallo e a quel punto rifarmi sul pedone F7 di cui in questo momento c'è questa coordinazione. Ok, tante frecce, tanti colori, ma la posizione del bianco è molto comoda e il mio avversario qui decide di semplificare, probabilmente in modo un po' superficiale, ma è chiaramente una posizione molto difficile da giocare per lui. Cosa posso aggiungere in questa partita
io già sapevo più o meno come poteva andare il gioco perché avevo dedicato tanto tempo alla preparazione e qua vi assicuro che il mio avversario era già con un'ora di tempo in meno rispetto a me. Quindi la pressione del tempo, la pressione di giocare il torneo a squadre, la pressione dell'ansia di, diciamo, essere stato sorpreso in una preparazione teorica nel quale lui non aveva ben chiaro come proseguire. Pedone per C3 alfiere F8 e a questo punto alfiere G5. Alfiere G5 l'idea è facile, catturare un cavallo che non è difeso da nessuno, le case nere del mio avversario sono notevolmente deboli e a questo punto ha giocato alfiere 7. Per i più attenti, comunque per chi ama la tattica, io vi propongo di interrompere il video e trovare la soluzione per il bianco. Quindi in questa posizione il bianco muove e vince, ottiene un vantaggio materiale e quindi costringe all'abbandono dell'avversario e dunque mettete in pausa. Adesso non so se abbiate messo in pausa, comunque se qualcun altro non abbia voluto metterlo in pausa, adesso vi dico la soluzione. Il tema tattico è chiaramente giocare sia su questa inchiodatura diagonale fortissimo alfiere di case nere e sia sull'attacco raggi X sul punto F7. In questa posizione ho giocato torre per F6. Torre per F6 e chiaramente lui può catturare, però l'idea appunto è quella di sfruttare l'inchiodatura e comunque la coordinazione su F7 attraverso la donna F3. Donna F3 è fantastica. Dopo torre F6 il mio avversario è abbandonato, però donna F3 è veramente una mossa notevole perché dietro la donna, o meglio, l'unico pezzo che ostacola questa coordinazione è l'alfiere di case nere, però questo alfiere è inchiodato lungo la diagonale, quindi l'alfiere non si può muovere, questo significa che dovrà fare qualsiasi altra mossa, però nei peggiori dei casi, catturato l'alfiere, il re del mio avversario resta di nuovo lì al centro della scacchiera. Questa qui è stata assolutamente una delle partite più belle da me mai giocate, molto tattica, molto tagliente, un gambetto veramente interessante, spunti didattici. Bene, ricordate quel triangolo in attacco dei pezzi bianchi e adesso ve la rimostro. C'è una particolarità di questa partita, questa partita è stata poi riprodotta in una rivista inglese molto, molto famosa, chiaramente scacchistica, perché c'è questa combinazione tattica molto, molto bella, molto difficile. E poi l'altra particolarità che si è conclusa, è stata la prima partita a concludersi in quel turno. Allora C4, C6, cavallo C3, cavallo F6, cavallo F3, pedone per C4 e a questo punto A4 per evitare la spinta in B5. Ogni volta che vi catturano C4 aspettatevi che il vostro avversario voglia supportare la spinta e supportare quel pedone in più con B5. Alfiere F5 la mossa principale, mentre E6 era quella la seconda possibilità per il nero. E4 conquista il centro, alfiere B4 minaccia il pedone centrale con il cavallo, a questo punto io catturo il centro, catturo C4, lui cattura E4 e arrocco. Arrocco, diciamo, è una dichiarazione di guerra al mio avversario, perché questo pedone, questo pezzo chiaramente è sotto attacco da due pezzi leggeri avversari, potrebbe catturarlo e guadagnare un pedone oppure ritirarsi o fare qualcos'altro. Ha deciso di ritirarsi in F6, donna E2, A5, torre D1, alfiere 7, a questo punto cavallo 5. Ok, bel triangolo verde da ricordare, ogni volta che volete attaccare ricordate questa figura geometrica che vi permetterà di creare armonia. Cavallo 6, la famosissima mossa e manovra dell'ascensore, a questo punto la torre si sposta contro il pedone G e il nero decide di spingere G6. Cosa accade? G6 indebolisce le case nere e dunque fiere H6, cavallo D5 e dopo torre F3 il cambio in C3, che sembra magari un po' superficiale, di fatto lo è, perché dopo la cattura arriva questa tattica. Alfiere G5, le case nere sono deboli, qualcuno dovrà difendere questo cavallo, arriva l'alfiere in difesa, però dopo il cambio questa tattica invisibile permette al bianco, mi permette di battere credo al quarto turno del campionato europeo a squadre, quindi di questa Champions League che si giocava a Novi Sad in Serbia, il fortissimo giovane maestro internazionale olandese Admiral. Spero che questa partita vi sia piaciuta, vi invito come sempre a seguire i social di Matto Scacco e se avete commenti, proposte, questa qui è stata una delle mie partite più belle giocate in assoluto. Spero di avervi dato tanti spunti didattici.
la chat, i commenti sono vostri. Alla prossima! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!